Due leggi per agevolare l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali, l'acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli, impianti del sistema informatico e di quello comunicazionale. Sono inoltre finanziate le scorte di materie prime e prodotti finiti per spese di materiali già effettuate dall'impresa nei 12 mesi precedenti. Presentiamo la 949 che è stata rifinanziata dalla Regione con una dotazione di circa 1,5 milioni per le piccole imprese, ma la cosa positiva è che è stata adottata della gamba mancante, per cui anche su tutte le operazioni di leasing c'è la possibilità di utilizzare questo strumento recuperando anche il 10%. Quindi parliamo di un 10% a fondo perduto. 10% di contributo a fondo perduto. Ma non solo, è l'unico strumento, purtroppo dobbiamo dirlo, attualmente per le piccole imprese, visto come sono andati a finire gli altri strumenti che la Regione ha messo in campo. È uno strumento necessario, indispensabile per la piccola impresa, sia per quanto riguarda la parte degli investimenti, sia per quanto riguarda il circolante, perché di fatto con il sistema delle scorte uno può crearsi, si può ricapitalizzare. Questi soldi saranno anche erogati in tempi brevissimi, almeno così assicura la Regione. Ma noi abbiamo già esperienza della 949 perché è stata già adottata negli anni precedenti, sostanzialmente dal momento della presentazione della pratica all'erogazione passano circa 2-3 mesi. Non sono fondi che comunque stanzia la Regione, se non per quella parte dell'abbattimento degli interessi e quella parte del contributo a fondo perduto. Il resto viene fatto tramite strutture bancarie. Oggi presentiamo le novità su questo strumento di agevolazione che è importante, che ha peculiarità che nessun altro strumento di agevolazione contiene. Si tratta di un riconoscimento per il mondo dell'impresa artigiana che ha molto patito gli effetti della crisi e ancora abbiamo un tessuto produttivo davvero molto prostrato. Ovviamente è un segnale, un primo segnale che va nella giusta direzione, è necessario che ne seguano però degli altri in questi mesi che mancano alla conclusione della legislatura. Ma questa legislatura, proprio nelle ultime ore c'è stato un confronto importante, duro, del Presidente della Regione con i dissidenti all'interno dell'area del centro-sinistra. Fino a che punto condizioneranno il lavoro in favore dell'impresa? Ma io credo che il segnale che comunque è arrivato alle forze politiche alle ultime elezioni dicono e quindi mettono appunto la classe politica tutta di fronte a un fatto nuovo. C'è la necessità di riannodare le fila e quindi a partire appunto dai bisogni, dalle aspettative legittime, una maggiore consapevolezza della classe politica tutta che ha l'obbligo di riavvicinare le istituzioni alla gente, ai cittadini, quindi alle istituzioni che inevitabilmente soffrono di un deficit di autorevolezza e di rappresentatività. In una situazione analoga abbiamo delle difficoltà anche come sistema della rappresentanza delle imprese. Ecco, la classe dirigente sarda è chiamata a produrre uno sforzo, ci si può dividere ma poi occorre trovare davvero la sintesi perché le cose che si fanno oggi con questa maggioranza di governo devono poi essere portate avanti magari da una maggioranza diversa ma nell'interesse della Sardegna perché questo impone il gioco democratico e sarebbe bene che tutti ovviamente riconoscessero questo principio fondamentale. Adesso abbiamo visto questo po' di ossigeno che arriva con questa legge di incentivo, ma voi che cosa vi aspettate da qui al 31 dicembre per migliorare le cose? Ma intanto rimangono come dire inevase alcune delle riforme come dire strutturali di fondo. Questi mesi che mancano alla fine della legislatura possono essere per esempio ben utilizzati
per produrre importanti, diciamo, correzioni. È attesa una legge urbanistica, sarebbe giusto riuscire a portarla a casa e portarla a termine, magari come noi diciamo, e pare che ci stia muovendo su questa direzione, eliminando quegli articoli che sono quelli più controversi e concentrandoci sulla parte che invece è molto importante, che è quella della semplificazione, della certezza normativa, della riorganizzazione del sistema, della pianificazione che consenta a imprese e cittadini di poter quindi avviare gli investimenti e poterlo fare con la certezza dei tempi, cosa che questo quadro ovviamente normativo legislativo non consente. Nel corso di questa trasmissione, nei blocchi successivi, parleremo molto del settore delle costruzioni con la presentazione dell'ultimo report, quello 2018 ovviamente, che riguarda il mondo delle costruzioni di ANCE. Numeri tutti negativi, addirittura in controtendenza con quanto sta accadendo a livello nazionale. Beh, è un dato che non riguarda solo le costruzioni, il meridione d'Italia e la Sardegna in particolare soffre di più, c'è una cesura molto forte tra ciò che accade nelle regioni del centro-nord da un punto di vista della produzione, della crescita, tutti gli indicatori economici ci dicono che questa asimmetria, ahimè, tende, come dire, a divaricarsi. Proprio per questo, a maggior ragione, è necessario che le cose che devono essere fatte in questo spazio finale di legislatura vengano fatte, dalla legge urbanistica alla legge sulla semplificazione che dovrebbe essere, come dire, alle porte, e poi per la parte che riguarda l'artigianato tutta una serie di provvedimenti che indichiamo da tempo che servono a rendere davvero più fruibile tutti i sistemi di supporto che non sono solo quelli di incentivazione ma che riguardano i grandi temi della formazione, dell'internazionalizzazione, perché abbiamo una normativa che così com'è, lo abbiamo dimostrato più volte, di fatto non è fruibile al sistema della piccola impresa. Con alcune correzioni si può costruire un quadro e un impianto che consenta ovviamente al sistema economico di poter ovviamente beneficiare di questi strumenti. Bene, adesso lasciamo il mondo dell'artigianato perché dobbiamo parlare, adesso le chiedo anche un commento, di una cosa importante delle ultime ore. L'Ateneo di Cagliari si è classificato ai vertici nazionali subito dopo le grandissime università, la Bocconi, il Politecnico di Torino. Ritroviamo l'Università di Cagliari proprio per il suo collegamento innovativo verso il mondo dell'impresa, come dire, porco, che se i vertici ci sanno fare anche in poco tempo si riescono a cambiare le cose. Sì, sono segnali incoraggianti, lo diciamo da tempo, l'offerta, chiamiamola così, formativa, che il sistema universitario, soprattutto quello cagliaritano, offre è assolutamente di ottima qualità. Abbiamo anche da un punto di vista dell'innovazione, delle esperienze che nel corso degli anni ci dicono che Cagliari ed alcune altre realtà da un punto di vista delle start-up e delle attività di impresa in termini di innovazione tecnologica vanno molto bene, siamo ai primi posti delle classifiche nazionali. Il problema di fondo noi per esempio lo affronteremo nella prossima nostra assemblea regionale, è quello ovviamente di creare un connubio sempre più stretto tra i centri di eccellenza e il sistema produttivo isolano. Il tema del trasferimento tecnologico, fare in modo che ovviamente il tema non riguardi solo le eccellenze, che pure ci sono. Il problema che noi abbiamo è cercare ovviamente di diffonderle ed elevare la qualità del resto del sistema. Questa è la sfida dei prossimi mesi e dei prossimi anni.